Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio dagli studi di Teleeuropa Network e ben ritrovati con Calcio e Mercato. Oggi è mercoledì 11 luglio 2018, iniziamo proprio la nostra trasmissione parlando appunto degli ultimi colpi di mercato. È un'estate abbastanza calda, Attilio. Vediamo però che il primo colpo nazionale di cui abbiamo parlato in queste settimane è soprattutto Cristiano Ronaldo. Assolutamente, buon pomeriggio a tutti, grazie a chi ci segue anche questa sera in replica alle 21. Sì, come dicevi giustamente tu Anna, ben trovato, un saluto anche agli ospiti che sono accorsi in maniera tempestiva anche all'ultimo momento e che ringraziamo. Sì, approfondiremo il colpo dell'anno, il colpo del secolo con chi veramente ha fornito questo scoop in chiave nazionale, una sorpresa per i nostri telespettatori. Sì, tante notizie anche oggi, siamo pronti ad approfondirle. Andiamo a presentare gli ospiti e con noi questo pomeriggio Andrea Spinelli, mister ex Morrone, con lui insomma la Morrone ha vinto 2 promozioni di fila. Salve, buonasera a tutti, hai detto perfetto. E poi è con noi anche Antonello Aprile, avvocato e presidente di Cosenza nel Cuore. Buon Grazie pomeriggio. per l'invito. Allora, col mister proprio approfondiamo questi argomenti che riguardano la Serie B. Innanzitutto le notizie del giorno. Scusi mister, prima la parola ad Attilio perché lui ci deve dare proprio le notizie fresche di giorno. Assolutamente, partendo da una querela che sta accompagnando in queste settimane i tifosi del Cosenza relative ad Okereke. Okereke resta fortemente nel mirino del Cosenza, il Cosenza ha manifestato la volontà di mantenerlo in rosa anche per la prossima stagione in Serie B. Ci sono 2 società in questo momento di Serie A che hanno chiesto informazioni alla Spezia per l'acquisto eventuale a titolo definitivo e sono l'Empoli e il Frosinone che sono piombate dunque su Okereke, che a quel punto verrebbe poi girato a sua volta in prestito al Cosenza in Serie B. Cosenza che si mantiene ottimista su questa pista, mentre per quanto concerne Nzola si sono registrate solamente smentite secche da parte del direttore sportivo del Carpi, che ci ha tenuto a smentire questa notizia affermando che il Carpi in questo momento non ha nessuna intenzione di privarsi del suo miglior attaccante in rosa. Passando al Crotone, ribadendo ovviamente l'accordo con il Sassuolo per Riccardo Marchizza, difensore di Scuola Roma, e anche in questo momento contatto da registrare, nuovo contatto da registrare con il Sassuolo sempre per Federico Ceccherini. Stojan è stato dichiarato incedibile nonostante l'interesse di qualche club estero e va avanti. È arrivato il placet per un nuovo prestito al Catanzaro sia per il difensore Riggio sia per il laterale sinistro Nicoletti. Nelle prossime ore invece, andando in Serie C, è previsto un nuovo contatto tra il Catanzaro e Marotta. La Vibonese ha ufficializzato Camilleri e si avvicina sempre di più all'accordo con Persano. Partiamo dal Crotone, mister, proprio i rossoblù, anche loro rossoblù, si stanno radunando in questi minuti allo Scida, ci sarà il primo allenamento per loro, però insomma la testa è sempre, lo diciamo da diverse settimane, la testa è a questa Serie A che loro sperano di raggiungere ovviamente con l'esclusione del Chievo. Sicuramente, penso che i pitagorici con la partenza di oggi hanno un quadro preciso della situazione, comunque è sempre una squadra che viene che retrocede dalla Serie A, quindi l'organico ce l'ha, è completo. Sicuramente il tecnico si renderà conto delle qualità che questa squadra ha e poi impronterà quella che è la sua idea di gioco. Adesso non so se prenderanno, come diceva il direttore, qualche cosa strada facendo, però sicuramente è alle porte, è una società che comunque ha vissuto palcoscenici importanti e penso che ancora quest'anno lo farà ai nastri di partenza. Antonello, è una società che fa scuola in Calabria perché insomma, per organizzazione, per diciamo anche valorizzazione di giovani talenti. Prima possiamo dire che qualche anno fa ha seguito le orme tra virgolette della regina, perché la regina in passato era la regina del calcio calabrese, adesso questo posto è stato spodestato dal Crotone. Sì, il Crotone diciamo che diventa una realtà per i giovani e quindi le grandi società vedono nel Crotone il modello per far valorizzare i propri giovani e non ha nessuna difficoltà a reperire appunto questi talenti.
e spesse volte riesce anche a trattenere e a prolungare questi prestiti. Infatti 2 anni fa ci è riuscito con giocatori importanti, con giovani importanti, è riuscito a vincere il campionato. Quest'anno è una stagione delicata per il Crotone perché i tifosi si aspettano un Crotone sempre nelle primissime posizioni, però il campionato di Serie B è estremamente difficile ed è difficile quindi ripercorrere le orme di quello di 2 anni fa. Sarà una stagione molto equilibrata, ci sono grandissime squadre, dalle prime candidate alle ultime, quindi sicuramente il Crotone dovrà sudare le proverbiali 7 camicie. Attilio, proprio ieri c'è stata questa riunione in Lega, c'è stata una richiesta, cioè un blocco dei ripescaggi proprio per evitare insomma, di passare l'anno prossimo a questa riforma dei campionati, magari iniziando, se ci sono delle problematiche per quanto riguarda le iscrizioni, di iniziare proprio da quest'anno. No, lo dicevamo anche ieri, c'è una piazza e una società che sta lavorando per attrezzarsi al meglio per la B, ovvero la Ternana del direttore sportivo Danilo Pagni, che ha bloccato Montalto, ha bloccato Carretta, quindi è chiaro che questa richiesta ha colto un po' di sorpresa anche la Ternana, che potrebbe anche affermarsi come potenza economica importante. Sappiamo il gruppo che c'è alle spalle della Ternana, il gruppo Unicusano, un gruppo molto forte, un gruppo che ha grandi progetti per questa società, quindi impedire l'eventuale riammissione della Ternana in Serie B potrebbe essere veramente una brutta gatta da pelare per la formazione, che potrebbe comunque recitare un ruolo da protagonista. Per quanto concerne invece le situazioni di Cesena e Bari, sono situazioni al limite del disperato. Tra l'altro oggi il Bari ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo calciatore. Mi chiedo come una società che realmente non abbia le condizioni per potersi iscrivere a un campionato possa ufficializzare un calciatore nuovamente nella rosa. Per quanto concerne il Bari, lo abbiamo detto anche ieri, Paparesta si è tirato fuori avendo il diritto di prelazione alle quote, al rilevamento delle quote di Giancastro. Anche qui si cerca un nuovo acquirente che potrebbe essere trovato a stretto giro di posta, mentre sul Cesena, sentendo anche l'umore personalmente del presidente Giorgio Lugaresi, è un Lugaresi ottimista. Nonostante tutto il Cesena crede di poter partecipare alla prossima Serie B. Mister, secondo lei Mister Stroppa forse ha proprio accelerato su questo divorzio proprio con la sua ex squadra ed è andato verso Crotone, forse perché proprio ha avuto rassicurazioni per questo campionato di Serie A, oppure pensa che sia stata una scelta anche in prospettiva di un campionato da vincere e da ovviamente tornare nel più breve tempo possibile? Sicuramente ci sono i presupposti giusti per cercare di fare bene, per rilanciarsi, al di là del campionato che abbia fatto il mister dall'altra parte. Però giustamente, come diceva l'avvocato prima, il Crotone è molto attento, il Crotone vive su questi ragazzi, ci ha fatto la loro storia, ci hanno fatto il loro programma, hanno grandissimi contatti, quindi sicuramente è una squadra giovane, una squadra che ha voglia di fare bene e guidata comunque da un allenatore che ha delle idee chiare, ha delle idee fra virgolette giovani, non andante nel calcio, quindi penso che a Crotone abbiano le idee chiare per poterlo fare. Mi soffermo un attimo e dico, devono lasciare prima possibile tutto l'ambiente e la mentalità della Serie A, perché la B è un campionato difficile, è un campionato lungo, è un campionato faticoso, quindi non si può pensare subito di cercare di fare un qualcosa che vada al di là delle loro aspettative. Sicuramente è una società importante, sicuramente è una società che avrà una squadra che farà di tutto per riandare di nuovo in Serie A, però devono stare molto attenti perché il campionato di B è tutt'altra cosa. Avvocato, il campionato di B è tutt'altra cosa, lo capirà il Cosenza perché dopo 15 anni torna in questa categoria, un Cosenza che, insomma, c'è questa notizia proprio di ieri sera, l'avevamo detto che i sorteggi della Serie B avverranno proprio qui a Cosenza, il teatro sarà il Teatro Rendano che ospiterà proprio la Kermesse il 31 luglio alle ore 19. Insomma, c'è anche grande attesa in città per questa importante iniziativa. Sì, il campionato Serie B, come dicevo prima, quest'anno è ancora di più equilibrato. Se pensiamo che sono salite dalla C Lecce, Padova e Livorno, quindi sicuramente squadre che non faranno la Cenerentola nel campionato, al cospetto di Provercelli e Entella, Ternana forse poteva sicuramente ambire a posizioni migliori. Certamente sarà molto dura e secondo me la quota salvezza un po' si alzerà.
C'è però il Foggia che diciamo sì, c'è il dovrebbe Foggia, essere c'è una l'Ascoli delle... che ha cambiato società, quindi ha ambizioni più importanti, c'è la Cremonese, insomma, Avellino, Salernitana, no, quelle della seconda fila, diciamo così. Seconda fascia. Questa è la seconda fila del campionato. Sulla carta che poi tanto sparring partner non sono, ritornando al Crotone condivido il discorso del mister, ma io credo che questo profilo basso, senza grandi proclami, scelto della società pitagorica possa rappresentare veramente una chiave di svolta. Si affronterà eventualmente questa Serie B, chiaro con i favori del pronostico, chiaro con un'intelaiatura di squadra ben definita, ma soprattutto con questo profilo basso, pensando solamente a lavorare, pensando solamente ad ottenere risultati il prima possibile. Sarà una stagione complicata, perché riallacciandoci al discorso in chiave 360 gradi, la Cremonese sta per annunciare Caracciolo, il Livorno ha piani importanti, il Lecce vuole spendere molto e vuole recitare un ruolo da protagonista, c'è il Palermo che nonostante tutto si attrezzerà, c'è un Benevento scatenato che sta allestendo un giusto mix tra gente da Serie A di passaggio in Serie B e giovani di grande prospettiva, quindi sarà e si prospetta veramente una Serie B infuocata sotto tanti punti di vista, ma lo stiamo dicendo praticamente in ogni puntata. Sì, il profilo basso, vabbè, Guarascio fa scuola, no? Quindi ci ha vinto il campionato, quindi... No, ma quello molto spesso è una chiave di volta, anche se sì, con umiltà. Può pagare magari sotto l'aspetto ambientale, magari delle presenze allo stadio, ma può pagare sotto l'aspetto dei risultati, perché partire con una stagione con grandi proclami, il mister magari che è dentro lo spogliatoio ci può dare una finestra aperta, certo, su tanti argomenti su questo senso. Partire con grandi proclami è sempre bello, magari all'inizio, ma se non arrivano i risultati nelle prime 2 o 3 partite, poi i tifosi, come si sono schierati da una parte, dalla parte positiva prima, poi te le ritrovi contro dopo. Questo ce lo insegna comunque anche negli anni addietro. Se facciamo un attimo una riflessione, vediamo che anche le squadre che vengono dalla C subito dopo il primo anno, molte volte una delle 4 può andare in A. Quindi si può curare tranquillamente anche l'aspetto emozionale, l'aspetto... Il Novara insegna nel doppio salto, il Frosinone, Carpi. Ma a volte questo, come può essere la contropartita, il discorso di non avere una squadra che mentalmente sia predisposta a un sacrificio, perché non dimentichiamo che sono 38 partite. Io credo quindi che è un campionato totalmente differente. A parte la Ternana che nell'ultimo campionato ha speso e ha dimostrato comunque di aver commesso tanti errori, la Virtus Entella secondo me ha pagato una retrocessione proprio per la non abitudine a lottare per questi certi tipi di obiettivi, che poi ad esempio il Cittadello ormai è una realtà, il Cittadello ormai dimostra realmente come le idee e la competenza la facciano da padrone, quindi è chiaro che non spendendo tanto si potrebbero ottenere anche grandi risultati, non sempre chi butta soldi dalla finestra. Abbiamo visto il Lecce, abbiamo visto il Benevento, per arrivare in Serie B quanto hanno faticato e soprattutto quanto hanno speso. Però con l'avvocato, proprio a proposito di insomma, portafogli, volevo parlare di questo progetto di legge che riguarda proprio nelle origini il futuro, un progetto di legge che si tratta una sorta di azionariato popolare, un progetto voluto da Toro Mio, da Mai Roma e da piccoli azionisti della C Milan, ovviamente c'è anche Cosenza nel cuore, ma ci sono anche tante altre società, ce ne parli lei? Sì, molto brevemente, noi con grande orgoglio dico che facciamo parte di questo comitato promosso e fondato appunto dall'associazione che dicevi tu, con lo scopo ben preciso di promuovere questo disegno di legge che regolarizza e vuole normare la partecipazione popolare e l'azionariato popolare nel mondo dello sport. Per noi questo è un concetto importantissimo, perché lo scopo della nostra associazione è proprio questo, e seguendo appunto il comitato appunto spiega appunto questo con il disegno di legge, il modello tedesco, cioè le associazioni dei tifosi che rappresentano la tifoseria. Con questa legge vengono regolarizzate all'interno delle società, e le società grazie a questa legge, ricordo che questo disegno di legge è già in atti e tra l'altro ci sono già contatti con una sorta di iter parlamentare, quindi non è una cosa così campaninaria, ma già da molti mesi si sta lavorando. Quindi è importante, in attesa di approvazione. Quindi è importante promuovere e far crescere questo comitato.
ha la possibilità di far diventare le società di calcio non solo appunto società di calcio, ma vere e proprie polisportive, quindi è un riferimento vero e proprio nell'ambito territoriale, così come in realtà è già in Germania. In Germania tutte le società sono non solo, c'è la sezione calcistica, ma anche altri sport, quindi sono un vero e proprio riferimento. Sì. E la vera conseguenza positiva è senz'altro avere gli stadi pieni. In Germania vediamo che anche le ultime classificate hanno gli stadi pieni. Questo è fondamentale e il tifoso non è più spettatore legato al risultato sportivo, cioè come il Cosenza, che se vince il Cosenza va allo stadio, sì, se no me ne sto a casa, però si sentono parte integrante del progetto. Sì. È un tifoso 2.0, secondo me è un progetto molto ambizioso, è il tifoso che si sente e potrebbe essere veramente parte integrante. Potrebbe essere anche voce in capitolo, magari in maniera intelligente, per la cosiddetta critica costruttiva, non la critica che vada a minare le certezze dei calciatori. Quindi un progetto mi sembra veramente interessante, sposato tra l'altro da grandi realtà come il Milan rappresentato dall'avvocato Giuseppe La Scala per i piccoli azionisti. Ripeto, un tifoso 2.0 per cercare di responsabilizzare ulteriormente e magari insegnare qualcosa e inculcare dei valori nelle nuove generazioni, quindi sicuramente complimenti per questo grande progetto. Tra l'altro aggiungo una cosa, che nella presentazione di questo comitato fatta a fine giugno a Milano, proprio nello studio legale di La Scala, dove noi eravamo presenti, c'era anche lo SLO del Torino e lo SLO del Milan, quindi voglio dire, sono seguite anche dalle stesse società questo progetto, quindi è una cosa importante. Al mister chiedo, siamo pronti per questo tipo di progetti alle nostre latitudini? Ecco. Io dico questo, che nel momento in cui ci danno la possibilità, in questo caso ecco, questo genere di organizzazione o altre proposte, è normale che accendere quella famosa lampadina, la luce, ti dà la possibilità di riflessione, quindi nel momento in cui già si ottiene un qualcosa del genere io penso che si è ottenuto un obiettivo e quindi è normale che chi sta dall'altra parte lo guarda in maniera diversa e quindi sicuramente ecco, se lo hanno ben recepito personaggi importanti quale l'avvocato, il Milan, il Torino e altre società, non vedo il motivo e il perché uno si debba chiudere e non debba aprire la propria mente. All'avvocato infatti continua a chiedere anche un altro progetto che era in itinere, insomma è stato inaugurato qualche anno fa, se non ricordo male 2 anni fa, si parla del tunnel Hall of Fame, a che punto siamo? Questo progetto l'abbiamo voluto fortemente e noi come associazione ideato e finanziato soprattutto da noi ha una doppia finalità, quello di valorizzare il tunnel che non deve rimanere un mero passaggio dei giocatori dagli spogliatoi al terreno di gioco, però anche di creare un'area museale per i tifosi, quindi al di là della partita. Certamente adesso lo stadio Marulla non è in condizioni di avere una zona museale, probabilmente in vista del nuovo stadio certamente si farà un'area attrezzata, però adesso che c'è questa possibilità noi in 2 anni abbiamo chiesto più volte al Comune, finalmente forse qualcosa si muove. Perché settimana prossima avremo un incontro con la Commissione Sport e appunto parleremo di questo per cercare di aprire a tutti i tifosi e nell'occasione ringrazio Giovanni Ciparrone che si è interessato e ha fatto sì che la Commissione Sport potesse affrontare questa Intanto il mister voleva aggiungere una cosa, chiedo alla regia di preparare il collegamento telefonico. Quello che hanno fatto nel tunnel del Marulla è qualcosa di eccezionale, di bellissimo, che veramente per chi scende in campo si sente diverso, non vede solo le mura e le lampadine accese, vede un qualcosa culturale che ti dà l'adrenalina giusta per affrontare una gara, quindi questo andrebbe fatto in tutti gli stadi, quelli che contano, dico io, perché lo vediamo dal Barcellona, lo vediamo dal Real Madrid, lo vediamo, e se uno deve crescere, deve prendere spunto da queste realtà immense. No, ma è giustissimo che anche Cosenza avendo un tunnel a disposizione. Io ho giocato a Benevento e quindi parliamo di Serie A, adesso ci manco da tanto tempo. La struttura che scende giù dalle scale degli spogliatoi
arriva in verticale, scende giù e risale, è tutto al buio. Illuminarlo con le fotografie della città di autori della promozione, gli autori di tutto questo. C'è una storia di 104 anni. Ecco, dà un'adrenalina totalmente diversa e sicuramente dà una luce, un'apertura mentale che oggi nei campi di calcio hanno bisogno. Un secondo, perché da verifiche con Pier Giorgio Giorno in questo momento il Cosenza starebbe trattando il ritorno di Mattia Trovato, incontro in corso a Milano tra il Cosenza e la Fiorentina per il ritorno del calciatore. Dall'entourage del calciatore ci fanno sapere che il possibile ritorno del calciatore sarebbe ben voluto dal ragazzo stesso, quindi trattative in piedi e il ritorno di Trovato più che possibile al Cosenza. Intanto abbiamo telefonicamente il collegamento con Francesco Rossi, giornalista di Radio Bruno. Proprio buon pomeriggio Francesco. Buonasera a tutti, ai vostri ascoltatori e anche agli ospiti. Proprio con te volevamo affrontare questo asse Fiorentina-Cosenza. Cosa sai? Insomma, ci sono ovviamente l'interessamento del portiere, adesso quest'altra novità. Quali sono le... Assolutamente, un rapporto che va sempre di più ad intersecarsi, quello tra Fiorentina e Cosenza. Sì, un rapporto, un asse Firenze-Cosenza tra Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera. Sappiamo già come Michele Cerofolini si sia diretto verso il prestito con il Cosenza, il classe 99, portiere della Fiorentina, terzo portiere nella prima squadra di Firenze e nella primavera. Poi sappiamo anche dell'interessamento del Cosenza per il classe 95 Baez, sempre seguito dalla squadra calabrese, e anche di Gabriele Gori, sempre classe 99, questo baby attaccante fortissimo che forse andrà in prestito alla Fiorentina. Devo sottolineare che il canale è aperto dalla scorsa stagione con il trasferimento di Mattia Trovato, come dicevi prima Attilio, al Cosenza. E cosa posso aggiungere? La Fiorentina per esempio si sta allenando a Moena, sta preparando la prossima stagione, ore 14:30 da aggiungere, ci saranno i preliminari di Europa League tra Bonac e Sarajevo, la vincente andrà a scontrarsi contro la Fiorentina. Il primo acquisto della Fiorentina da aggiungere in chiave nazionale è stato Lafont, l'ex portiere del Tolosa, un prospetto veramente importante, classe 98, 19enne, francese. Occhi della Fiorentina sempre sul mercato nazionale, su Duncan, il centrocampista del Sassuolo, e poi la Roma con Monchi, il DS, sta adocchiando il giocatore della Fiorentina, Chiesa. La Fiorentina chiede 70 milioni. Assolutamente, mentre sempre per intersecare un po' quelle che sono le vicende tra Calabria e Toscana e parallelamente a quelle che sono le vicissitudini in casa Cosenza, si è diffusa qualche settimana fa un'indiscrezione che voleva la Lucchese interessata a Perez, ma la domanda che si pongono tutti, anche in chiave nazionale, è: la Lucchese ha le possibilità reali per poter prendere Perez e soprattutto a che punto è con l'iscrizione? Ci sono comunque delle possibilità che questa società possa investire così tanto per inseguire questo sogno di mercato? Proprio ieri in aula comunale Alessandro Tambellini, il sindaco di Lucca, ha parlato, ha detto fallimento e mancata iscrizione, ha proprio esclamando nessun interessamento, quindi la Pantera forse non frequenterà il prossimo campionato di Serie C. Sempre Tambellini è preoccupato per i giovani, infatti ha proprio detto di schierarsi al fianco del settore giovanile e si batterà per ricreare il settore giovanile, quindi da sottolineare questo probabile terzo fallimento in 10 anni, dal 2008 al 2018, per un club che negli ultimi 100 anni ha frequentato 9 volte il campionato di Serie A. Quindi da ricostruire la vicenda. Marconi passa, il socio di maggioranza della Lucchese passa la propria quota a Grossini, che però fa cadere la Lucchese nel baratro, quindi hanno 24 ore fino alle 24 per risanare il deficit di 461.000 euro da colmare, per poi risanare anche le situazioni degli stipendi con i giocatori, quindi ci si aggrappa a Moriconi per rimediare. Da sottolineare anche che il 16 luglio alle ore 15 ci sarà la sentenza della Cassazione per il fallimento della Lucchese. L'ultima e poi ti congedo, Francesco. Ha fatto molto rumore a Cosenza la mancata conferma di Calamai, che sembra essere molto vicino al Pisa. Potrebbe essere a tuo avviso un progetto pronto per la B, soprattutto per quanto concerne il futuro di Calamai?
Sì, il Pisa si sta muovendo su vari fronti, sta adocchiando vari giocatori del campionato di Serie B e di Serie C. Ho sentito pochi minuti fa un collega qua dalla Toscana, un collega da Pisa, c'è l'interessamento da parte della squadra toscana dei nero-azzurri per Calamai, il classe 91, centrocampista che adesso è svincolato. Ci sono anche gli interessi del Feralpisalò, sempre per il centrocampista dell'Alessandria, però il Pisa è molto vicino all'arrivo di Calamai, che ancora però non è arrivato. Da dire anche per il Pisa, avrete sentito il triangolare con il Napoli e il Gozzano, questa squadra neopromossa in Serie C a Di Maro, che però non verrà fatto, quindi il Pisa andrà in ritiro il 13 luglio. Da dire, arrivi importanti, gli acquisti: Moscardelli, che il 5 luglio è stato presentato in arrivo dall'Arezzo, cessioni illustri, Lisuzzo per fine contratto, Peralta che da ieri è in arrivo al Novara, e anche probabilmente una cessione molto importante, quella di Mannini, del capitano. Grazie Francesco. Grazie a Francesco per essersi collegato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Noi proseguiamo ancora prima della pubblicità. Due aggiornamenti su Rende, perché è stato raggiunto un accordo per il rinnovo di Franco e successivamente è duello con la Vibonese. Il Rende ha già fatto partire la macchina, contatti in corso con il Crotone per Michele Carrozza, classe 99. Sempre più vicino anche Sponda Rende, l'arrivo di Minelli dall'Inter, ma anche in questo caso solamente il crisma dell'ufficialità. Parlavamo prima proprio dello stadio, della Hall of Fame, però insomma c'è anche, partiranno a breve questi lavori per adeguare lo stadio alla Serie B. Antonello, ti chiedo questa notizia, insomma, che la Coppa Italia sicuramente si giocherà, almeno la prima parte si giocherà fuori casa, proprio per questo motivo. Purtroppo mi risponderai subito dopo la pubblicità, tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Seconda parte di Calciomercato, ci siamo lasciati proprio con la domanda che ho fatto all'avvocato Aprile, parlando proprio dello stadio, questa possibilità di giocare la prima partita fuori, anzi sicuramente sarà così, inutile dare false speranze. Ecco. Sì, è un peccato perché potevamo fare un discreto incasso la prima del nuovo Cosenza, abbiamo lasciato 20.000 spettatori, quindi non dico che sarebbero stati altri 20.000, però un buon incasso certamente. Ma io so che i lavori sono già in corso, sì. Quindi sicuramente per fine estate dovrebbero terminare, quindi il Cosenza potrà tranquillamente giocare al Marulla. Non so se ci sono i termini, se sono scaduti i termini per comunicare lo stadio il secondo stadio, perché per prassi si deve fare, però su questa notizia so poco. Quindi insomma dobbiamo aspettare ancora qualche altro tempo per capire cosa succederà, cosa accadrà, quale sarà in caso il secondo stadio, perché insomma vicino a noi non viviamo delle situazioni come tifoseria, dico, perché Salerno è uno stadio abbastanza a rischio, magari dovrebbe essere Napoli a questo punto forse. Ma Napoli non credo che possa dare stadio così, magari ce anche perché loro iniziano anche il campionato. L'importante è che non si vada a Pescara come fa Però speriamo che uno degli errori che ci auguriamo tutti quanti non si possa commettere è quello di iniziare ad andare a giocare fuori. Sì, sarebbe un grave non facciamo l'errore che hanno fatto i nostri i pitagorici, perché fra virgolette diventa un qualcosa di veramente incredibile, perché la nostra forza deve essere il Marulla. Assolutamente. Però già il fatto che sono cominciati i lavori, spogliatoi, è indice di... Rimanendo in tema di mercato, siamo in grado di fornire una nuova idea per il centrocampo del Cosenza. Piace Lorenzo Del Pinto, calciatore che è andato in scadenza di contratto con il Benevento lo scorso 30 giugno, sono arrivate in questo senso conferme pochi minuti fa, quindi nome nuovo per il Cosenza, Piace Del Pinto, secondo quanto ci risulta. Per quanto riguarda le trattative di Ocherè, che Tutino... Siamo... Ocherè che lo abbiamo detto poc'anzi, sì. Ci sono Empoli e Frosinone
che potrebbero prendere il calciatore a titolo definitivo per poi girarlo in Serie B. Per quanto riguarda Tutino, il Napoli ad oggi ha di altre priorità. Oggi ha parlato sia Ancelotti che Aurelio De Laurentiis, non ha ancora deciso il futuro di Tutino, ma la squadra che si sente più forte e sente di avere in mano il sì di Tutino è proprio il Pescara. Nonostante tutto, ieri c'è stato un nuovo contatto tra il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera, e l'entourage di Tutino, e l'entourage di Tutino avrebbe rassicurato il Cosenza sulla totale disponibilità di Tutino a tornare in Calabria, ma è bagarre aperta attendendo chiaramente la decisione definitiva del Napoli. Anche perché ieri il direttore, proprio nell'intervista che ha rilasciato a noi, ha detto che c'è tutta l'intenzione di Tutino di rimanere a Cosenza. Lasciamo la Serie B, andiamo in Serie C, perché anche questa, mister, è un campionato abbastanza competitivo, sarà l'anno prossimo. Le calabresi saranno ovviamente in asse di partenza Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese. Partiamo proprio dal Catanzaro, che si è radunato ieri, ma erano soltanto 5 gli elementi, insomma i nuovi calciatori a disposizione di mister Auteri, per un Catanzaro che è molto attivo sul mercato, sta prendendo giocatori comunque di esperienza, perché punta in 2 anni, lo abbiamo ribadito diverse volte, a questa Serie B. Sì, questo è vero. In asse di partenza penso che il Catanzaro sia quella che abbia più voglia di tutti per cercare di puntare a vincere il campionato. Lo vediamo già con alcuni acquisti di categoria importante, nonché anche un allenatore molto, molto esperto di categoria, quindi sicuramente loro saranno quelli che faranno di tutto per allestire un organico competitivo. Il Rende, io dico che se è una società satellite dove in questo momento, come diceva il nostro direttore qui, lavora con ragazzi importanti, ha un allenatore giovane con delle idee molto belle. Ho avuto modo di incontrarlo io con la mia ex squadra e si vedeva già che aveva delle idee molto pratiche da dover affrontare per un campionato importante. Speriamo che gli diano la possibilità di poter far bene. Per quanto riguarda la Vibonese, è un'altra di quelle squadre dove il presidente ha grandissima rabbia, visto l'accaduto dell'anno scorso, di voler dimostrare a tutti che farà una bella squadra, e la Reggina penso che si stia muovendo anche molto bene. Sì. Una nuova società, ha un organico che lo sta completando con esperienza e nello stesso tempo giocatori importanti ma anche molto giovani, e quindi sarà un campionato bello dove avremo il Catania, non ce lo dimentichiamo, che sta allestendo una corazzata. Sì. Ci saranno squadre che avranno dalla loro parte anche il pubblico, e quindi noi sappiamo che il campionato DC nel nostro girone è un campionato entusiasmante. Molto difficile. Infatti proprio sarà bagarre, secondo lei, avvocato, fra Catanzaro e Catania, perché sulla carta al momento sono loro le favorite. Sì, ma più che il Catanzaro, il Catania. Il Catanzaro ancora deve dimostrare se sarà la regina del mercato, no? Perché ancora, come dicevi tu, ha 5 giocatori, quindi certo. Ancora è presto, anche perché quest'anno il mercato finisce prima, per la Serie B addirittura il 18, per la Serie C il 25, quindi non bisogna ritardare. Secondo me i giocatori svincolati quest'anno saranno pure troppi, ci sarà una grossa coda poi di mercato, e quindi ovviamente il ritiro adesso, pensare che ancora molte società, molte squadre sono senza allenatore, quindi certamente andrà a rilento. Sarà un campionato, sì, Catanzaro e Catania dovrebbero essere quelle che si contenderanno il primo posto, però dopo queste 2 squadre non vedo grandi società, grandi squadre che possono inserirsi, perché il Matera è combinato male, il Trapani pure, e le altre società sono tutte medio-piccole, quindi ci sarà un grande scalino tra queste 2 squadre. A proposito di obiettivi, ritornando per un attimo alla Serie B, abbiamo raccontato qualche settimana fa delle complicazioni sorte per Carretta al Crotone, però si va verso una doppia cessione a sorpresa del Trapani, della Ternana.
questo a testimoniare quanto realmente questo blocco potrebbe influire sulle strategie future. La Cremonese non si accontenta di Caracciolo, ma è ad un passo dal doppio colpo Carretta e Montalto dalla Ternana. Il Palermo ha letteralmente preso Brignoli dalla Juventus, e perché si fosse messo in collegamento adesso per quanto concerne il Catanzaro, abbiamo detto poc'anzi, nuovi contatti per Marotta, da sottolineare anche l'idea Murano, calda, forte, ed è arrivato il placet nella serata di ieri dal Crotone per i nuovi prestiti di Riggio e Nicoletti, sempre dai pitagorici. Mister, ne parlavamo proprio ieri, insomma le squadre stanno in parecchi attendendo proprio gli ultimi giorni del mercato per mettere dei colpi insomma in canna, però è un campionato che inizierà, quanto è importante insomma mettere a segno dei colpi prima che inizi la stagione, e quanto insomma pesa questo fatto di anticipare la chiusura del campionato rispetto a qualche anno fa? Io penso del calciomercato. Io penso che chi debba fare una squadra per vincere il campionato già ci sta pensando. È normale che ci pensa prima, perché uno degli acquisti migliori che uno possa fare è l'organizzazione. Certo. Quello purtroppo funziona in qualsiasi squadra di calcio, che sia dalla Serie A alla squadra più di categoria inferiore. Quindi l'organizzazione, di avere le idee chiare, fa sì che ti dia la possibilità di organizzarti meglio, di avere un'idea più precisa, ed è normale lavorare su dei calciatori che in questo momento, ecco, chi è svincolato, chi non ha contratto e compagnia varia, ha la possibilità di poter subito portare all'interno di un proprio organico. In questo purtroppo quest'anno c'è questa calma piatta, perché bisogna anche capire, ci sono società che lavorano e poi escono negli ultimi giorni di mercato, però lavorano prima dietro le quinte e poi escono con gli acquisti e le firme dei vari contratti. C'è chi invece lo ha già fatto nei mesi precedenti, ha un'organizzazione diversa e giustamente, come riapre il mercato, subito escono i primi colpi. Però purtroppo poi il campionato va giocato, che è quella poi che fa la differenza. Quindi ci sono persone e calciatori che sono abituati a giocare per vincere. Io l'ho sempre detto questo, calciatori che giocano senza lo stress del pubblico, e ci sono calciatori che sono abituati poi a fare campionati per non retrocedere. Quindi questo bisogna capire, l'organizzazione societaria alla base di tutto quello che vuole, per cercare poi di approvvigionarsi di quello che gli serve. E a proposito di organizzazione societaria, Attilio, parlavamo poco fa di Regina che ha ufficializzato dei colpi, e non sta lavorando sotto traccia il direttore sportivo Taibi. No, dei colpi che vanno comunque a certificare gli ottimi rapporti che Massimo Taibi ha voluto intavolare in queste dure settimane di lavoro. Rapporti importanti con il Chievo, sono arrivati un estremo difensore di grande qualità e di grande futuro come Confente, cercato a più riprese dall'Arsenal nelle scorse stagioni, addirittura a titolo definitivo. È arrivato un ottimo difensore centrale di cui si parla un gran bene come Pogliano, poi colpi Zivkov dal Padova, come da aggiungere tutto questo a Maritato, che messo nelle giuste condizioni potrebbe realmente fare la differenza a Reggio. Ma secondo me in questa Regina, oltre all'arrivo di Conson, che è un altro ottimo calciatore, secondo me serve il leader davanti, serve il cosiddetto trascinatore, l'uomo da accendere il granillo. Ha bisogno, in questo momento penso che la Regina sia una di quelle società che stia lavorando veramente in maniera oculata e cercare di mettere i tasselli giusti al punto giusto. È normale che noi al sud, nel nostro girone di Serie C, viviamo di grande entusiasmo, e a volte un colpo del genere, e io penso che questo a Reggio lo faranno, può accendere quel granillo di cui noi abbiamo ancora le immagini dentro. Più che accendere il granillo, secondo me anche per una questione prettamente tattica. Maritato è un calciatore che, a mio avviso, se potrebbe essere affiancato da un nome che segna di più, potrebbe accendersi ulteriormente e potrebbe, secondo me, giovare ad entrambi, ai risultati sportivi, perché Maritato storicamente non è, a mio avviso, un attaccante da 20 gol, è un attaccante importante che può lavorare bene per la squadra, può dare il suo contributo, ma non è per esempio il Rolando Bianchi, non è per esempio lo Sforzini, nomi accostati a più riprese alla Regina, quella punta in grado di poter spostare gli equilibri da un momento all'altro, come può essere Marotta, per esempio per il Catanzaro, come può essere un Di Piazza, in questa maniera, per intenderci. Io ho avuto la possibilità di allenare Marotta l'anno che noi eravamo a Brindisi.
è un grande centravanti, è un centravanti che fa reparto, è un centravanti che sgomita con tutti. Però poi bisogna vedere le idee dell'allenatore, e indipendentemente da tutto. Sono d'accordo con te del fatto che a Reggio penso che in questo momento stiano lavorando su un attaccante di peso, su un attaccante d'aria, su un attaccante che gli possa garantire quei 15 gol. Io penso che a Reggio questo lo faranno perché penso che si stanno rendendo conto che quest'anno possa essere l'anno giusto per la Reggina. E infatti proprio all'avvocato Aprile chiedevo questo, Reggina e Rende potrebbero essere le outsider del campionato, perché comunque sono due società che, vabbè, la Reggina ha un passato glorioso, però che sta lavorando bene con il DS Taibi. Il Rende invece, come l'anno scorso, insomma, non è una società che ha mire importanti, ma che comunque, insomma, anche con l'innesto di Mister Modesto potrebbe dimostrare qualcosa in più in questo campionato. Sì, lo dicevo prima, sarà un campionato molto equilibrato, tranne un paio di squadre, quindi squadre che magari come Monopoli, come Siracusa, vengono da diversi campionati come Andria, sì, certamente saranno più avvantaggiate, però Rende e Reggina, se riescono a fare un buon mercato, anche loro possono dire sicuramente, possono fare il loro campionato e aspirare ad entrare in questi playoff, che per la verità ancora non si capisce se saranno sempre i soliti playoff allungati o accorciati, ancora non si sa. Insomma, non si è capito bene quale sarà. Anche la Vibonese potrebbe essere fra queste squadre che potrebbe entrare nei playoff e magari, insomma, rivalsa per quello che è successo lo scorso campionato. Sì, la Vibonese riesce a trattenere i giocatori di quest'anno che già erano pronti, qualcuno di due anni fa in Serie C, certamente può dire la sua. Sì, dicevo, è un campionato equilibrato che certamente può avere delle sorprese, no? Come il Cosenza l'anno scorso, che era partito tra le prime 4-5 e nonostante il campionato fra alti e bassi poi è riuscito a esplodere nei playoff. Sì, Attilio, chiudiamo questo capitolo Serie C perché poi apriamo il capitolo, insomma, sì, per introdurre appunto la sorpresa che abbiamo annunciato in apertura, in questo momento per aprire un percorso diciamo più nazionale, la Roma starebbe avanzando per Berardi. Una notizia raccolta pochi minuti fa, si alza il pressing giallorosso perché De Frel è vicino alla cessione e quindi la Roma ha scelto Berardi come sostituto di De Frel, fortemente voluto da Eusebio Di Francesco, ed aumentano sempre di più le conferme per Edinson Cavani al Napoli. Nuovi contatti anche in questi 2 giorni, il Napoli ha la volontà di voler chiudere questa trattativa che nonostante tutto resta molto complicata e difficile. Der va allo Jiangsu Suning, 6 milioni di euro all'Inter, e per chiudere il cerchio Chelsea resta favoritissimo, ma c'è anche il Paris Saint-Germain che si è informato e sta pensando di entrare nella corsa a Gonzalo Higuaín della Juventus. E mentre chiediamo ovviamente... A proposito di Roma, volevo salutare Agnello Parisi perché è stato è passato alla Roma nelle giovanili come allenatore, quindi è un saluto grande. Un grande in bocca al lupo, perché è un altro tecnico calabrese che penso si farà valere anche a Roma, quindi un grande in bocca al lupo anche da parte nostra. Ci uniamo all'avvocato Antonello Aprile. Certo, intanto chiediamo al nostro regista Enzo Leonetti di preparare il collegamento telefonico e parliamo di questo colpo di Cristiano Ronaldo, mister, insomma, è un colpo che dà lustro al calcio nazionale, perché vabbè sì, se l'è acquisito la Juventus, però un campione di quella portata... Ma io penso indipendentemente dalla Juventus in questo caso, che comunque penso che alla fine è una delle più forti società che noi abbiamo, quindi in questo caso io non sono juventino. Quindi non parla perché... No, però... È Cristiano Ronaldo che ha scelto la Juventus. Ecco, cioè, va detto che è un campione che non fa altro che entusiasmare il nostro calcio, che in questo momento ha vissuto una parentesi molto negativa con il fatto di non essersi qualificata ai mondiali, quindi a maggior ragione era uno specchio brutto sotto questo aspetto calcistico. Oggi invece la Juve, grazie all'acquisto di questo campione, ci dà di nuovo lustro. L'avvocato prima secondo me poneva l'accento su una questione che è di predominanza assoluta, è Cristiano Ronaldo che ha scelto la Juventus.
Il vero grande fautore di questa operazione è stato assolutamente Jorge Mendes. Sicuramente comunque non ha scelto l'ultima arrivata, ha scelto la Juve. Sceglie il modello di organizzazione per eccellenza in Italia. Ed è questo, penso, quello che ha spinto... Va fatto realmente un plauso ad Andrea Agnelli, perché nei modi magari può essere diverso. Io non ho avuto la fortuna di conoscere l'avvocato Agnelli, però si è passati dal rifiuto di Di Natale al sì di Cristiano Ronaldo. E quindi va fatto un plauso a questa grossa società del calcio italiano, perché ha riportato in Italia veramente un campione. E noi dovremmo avere in collegamento proprio il direttore di Tutto Sport, Javier Jacobelli. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio ai telespettatori da Tutto Sport. Salve, allora parliamo proprio di questo colpo che un'anticipazione l'avevate già data voi dal vostro giornale, qualche giorno prima che ne parlassero ovviamente gli altri colleghi. Ma guardi, noi siamo usciti domenica 1 luglio con questo titolo in prima pagina, Ronaldo Juve che storia, perché avevamo raccolto notizie e riscontri sul fatto che la Juventus stesse andando in maniera decisa sull'assalto al cartellino di Cristiano Ronaldo. Dopodiché il 1 luglio e il 2 luglio siamo usciti in beata solitudine, il 3 luglio un giornale autorevole come Marca, spagnolo, e Abola, portoghese, hanno ripreso la notizia e poi la breccia aperta da Tutto Sport si è allargata. È stato un lavoro giornalistico di squadra, 7 colleghi impegnati a raccontare questa vicenda, e ieri pomeriggio questa vicenda ha trovato la sua conclusione plastica con l'ufficializzazione di un contratto che porta in Italia il più forte calciatore del mondo. Poi dipende dalle opinioni personali se sia lui o se sia Lionel Messi, ma comunque stiamo parlando di un giocatore fenomenale che riporta il calcio italiano al centro dell'attenzione mondiale. Direttore, è la prima volta forse che un calciatore diciamo che oscura un po' la squadra, nel senso che è più importante il calciatore della Juventus, che fino adesso aveva sempre messo la società al centro del mercato. Ecco. Beh, dall'altra parte noi stiamo parlando di un calciatore eccezionale, 5 palloni d'oro, 5 Champions League vinte in carriera, 4 con il Real Madrid, le ultime 3 consecutivamente, 27 i titoli complessivi allineati in bacheca fra nazionali e internazionali, comprendendo anche il titolo di campione europeo vinto con il Portogallo. Quindi certamente questo un giocatore destinato a segnare uno spartiacque fra la Serie A che c'era prima di Ronaldo e la Serie A che ci sarà con Ronaldo, inducendo la concorrenza, ciascuno nel proprio ambito ovviamente, mi riferisco ai club rivali della Juventus, a rafforzarsi. Può scatenare un effetto emulazione che non può che far bene al nostro calcio. Direttore, c'è una domanda che le voleva porre Attilio Malè. Innanzitutto, direttore, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito, sempre un onore poter interloquire con lei. Partendo appunto da Cristiano Ronaldo, che benefici potrà trarre a livello immediato la Juventus, non solo sotto l'aspetto commerciale ma soprattutto in campo? E poi, sempre passando alle note più liete di questo mercato, tra i più belli, forse il più bello degli ultimi 20 anni, da chi si aspetta il prossimo colpo? Ma guardi, intanto io penso che sia importante capire che cosa accadrà al Chelsea, perché l'avvento di Sarri, che ormai sta aspettando da più di un mese l'ufficializzazione, porterà sicuramente alla richiesta di Higuain e di Rugani alla stessa Juventus, nonché di Jorginho al Napoli, che sembrava essere addirittura d'arrivo per quanto riguarda l'accordo con il City, ma il Chelsea si è inserito. Dopodiché è chiaro che stiamo parlando di giocatori in uscita, ma ci potranno essere anche nuovi arrivi in entrata, ma che non riguardino soltanto la Juventus ma anche gli altri club. Peraltro l'Inter, a mio avviso, ha condotto un'eccellente campagna acquisti. Oggi è il giorno della presentazione ufficiale di De Vrij, e penso ad Asamoah, penso a Nainggolan e penso agli altri giocatori che Ausilio ha portato in maglia nero-azzurra. La Roma stessa ha praticato un profondo rinnovamento, il Napoli si è mosso secondo me con intelligenza, andando a prendere un portiere dal grande avvenire con Meret e affiancandogli un veterano del calibro di Karnezis. Ha preso Berdi, ha preso Ruiz, quindi credo che tutte le formazioni, ripeto, ciascuno secondo le proprie possibilità, cercheranno di rafforzarsi, perché si annuncia un campionato con stadi esauriti, perché Ronaldo è uno dei pochissimi giocatori capaci di volare molto alto sopra le barriere del tifo, riscuotendo un'ammirazione generale, ed è un campionato che torna al centro dell'attenzione planetaria, e questo è molto importante. Grazie direttore, grazie mille per aver raccolto il nostro invito e buon lavoro. Grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio da Tutto Sport. Sì.
Allora, purtroppo siamo in chiusura, grazie innanzitutto ad Attilio Malena, il mio compagno di viaggio, grazie anche ai nostri ospiti, Antonello Aprile di Cosenza nel Cuore, a mister Andrea Spinelli. Attilio, volevi aggiungere qualcosa? Sì, a domani con nuove trattative e retroscena di mercato. Ciao! Grazie, arrivederci. Bésame, free love. Pega tu cintura, esa es la cura. Quiero ver tu cuerpo, que guay. No te detengo, te dejo bailar. Te digo, pégate, bésame. Te digo, bésame otra vez. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. Ahí hace mucho calor. Quítate la ropa, no te digo no. Quiero una aventura así, la quiero sin amor. Bésame, te digo bésame otra vez. Baciami senza legami pure se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Dentro il locale sta in mezzo la mischia, vuoi solo quello, poi hasta la vista. Di questa notte la protagonista. Io scrivo versi ma sei tu l'artista. Solo una notte di pura passione, non serve affatto che faccio pressione, visto che questa è anche la tua missione. Confidi che adori la sottomissione. Bimba, dammi questo bacio che sei linda. Non mi tiro indietro, non faccio per finta, visto che da un'ora vuoi slacciare questa cinta. Non pensare che soltanto con lo sguardo resti incinta. Seguimi nel posto più nascosto del locale, dove non si vede neanche il gruppo musicale. Se non ti chiamo più non ti sentire presa male. Solo per questa sera tutto vale, tutto vale. Scriveremo nuove pagine, per sempre starci te. Mi fissi come con il fermo immagine, e questa sera sarà bella se baci me. Te digo bésame, bésame. Te digo bésame otra vez. Baciami senza legami pure se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!